Sì, era stato anche, come dire, sollecitato un passo indietro da parte del sindacato che aveva proclamato lo sciopero e che quindi insomma non è che tutti i vigili urbani avrebbero necessariamente tutti scioperato, ma insomma una parte poteva. È stata avvocata anche dal nuovo comandante dei vigili urbani. Ricordiamo che la vicenda ha una storia ormai di un paio di mesi, stati diversi tavoli di interlocuzione, ma questo sindacato ha fatto insomma muso duro nei confronti anche delle aperture fatte dalla questura, dalla prefettura e ovviamente dal comune che è il datore di lavoro di questi vigili, e la situazione insomma non è ancora stata risolta del tutto. La buona notizia è appunto che almeno per domani avremo insomma, tutto l'organigramma a disposizione per poter gestire al meglio gli eventi, ecco. Anche il comandante nuovo fosse intervenuto sul tema dicendo che comunque insomma in parte riconoscendo insomma che c'è forse qualche problematica riguardo ai DP insomma e che comunque sono diciamo richieste che si possono assolvere, quindi immagino che insomma i vigili abbiano ascoltato diciamo le parole del loro nuovo comandante e gli abbiano dato fiducia. Resta comunque per me questa cosa incredibile, inverosimile dal mio punto di vista, che comunque gli uomini che si occupano della nostra sicurezza, che sono gli unici diciamo, uomini che si occupano della nostra sicurezza, no? Che sono appunto i vigili urbani e che dipendono dal sindaco, siano dovuti andare comunque davanti al prefetto non una ma più volte, perché è inutile dire che insomma un sindacato protesta.